Quasi 500 persone hanno partecipato martedì sera 20 dicembre all'hotel Villa dei Dogi di Caorle all'incontro conviviale organizzato dall'assessore regionale alle politiche della mobilità e infrastrutture Renato Chisso. Tanti simpatizzanti ed amministratori locali del Veneto orientale non hanno voluto mancare al consueto incontro di fine anno per ascoltare l'assessore Chisso e scambiarsi gli auguri di Natale. Per la cronaca, Chisso, con grande disponibilità, è passato a stringere le mani a tutti gli invitati, senza tralasciare nessuno, dal semplice pensionato all'imprenditore, dalle casalinghe agli amministratori locali. Nel suo intervento di apertura, il consigliere provinciale Giancarlo Stivala si è detto sicuro che tutte le famiglie e le aziende saranno in grado di superare questo momento di difficoltà, grazie al loro impegno sul lavoro e al senso di responsabilità che dobbiamo verso i giovani e soprattutto verso i nostri figli. E poi ha concluso con una considerazione riguardante la politica d'oggi. Oggi come oggi sta cambiando tutto quanto, non serve cambiare la politica, ma serve cambiare il metodo di fare la politica. E qui noi abbiamo Renato che ha interpretato questo nuovo modo di fare politica passando dai fatti e non dalle parole. È sempre stata una persona che con il suo grande impegno di lavoro ha dimostrato a tutti il nuovo modo di fare politica. Grazie Renato. Auguro a tutti buon Natale e felice anno nuovo. Poi ha preso la parola il vicepresidente della provincia, Mario Dalla Tor, che, salutando gli ospiti e gli amici intervenuti, ha usato una metafora per descrivere lo stato attuale dell'Italia. Noi del PDL, con senso di responsabilità, sosteniamo il governo Monti, perché quando la casa brucia occorre spegnere l'incendio, ma appena sarà finita l'emergenza, il PDL lavorerà per costruire la strada nuova. Questa manovra economica va contro gli indirizzi tradizionali del PDL, perché ha aumentato le tasse colpendo le famiglie in difficoltà, anziché ridurre il peso complessivo della macchina burocratica statale. Ma sentiamo un breve ma significativo passaggio del vicepresidente Dalla Tor, in cui il premier Berlusconi non è più descritto come la guida del partito, bensì come un accompagnatore. Bisogna rimettere a posto i conti, non possiamo più aumentare il debito pubblico. Dobbiamo però fare un'azione che è un po' contraria a quella fatta dalla manovra Monti. Non è pensabile portarci in recessione aumentando le tasse, cioè non mettendo in moto anche l'economia vera del Paese. Le manovre che avevamo fatto come governo avevano questa ispirazione e credo che velocemente, chiusa questa manovra, dove dovremmo muoverci per costruire un nuovo futuro. E qui entra in ballo anche l'azione politica. Il nostro Presidente Berlusconi oramai ci accompagna, dobbiamo costruire un nuovo partito sui giovani, dobbiamo creare un nuovo gruppo dirigente nazionale, dobbiamo creare questo nuovo gruppo dirigente aggregando le forze del centro-destra. Non è pensabile che possiamo lasciare in mano il Paese o a burocrati o a SEL, a rifondazione e via dicendo. Abbiamo un anno di tempo per ricostruire, nel momento in cui ci accingiamo anche a mantenere stabile e a migliorare l'economia, per costruire un grande partito popolare europeo a livello italiano. Poi Dalla Tor ha ricordato ai presenti i lusinghieri risultati ottenuti nel 2011 dalla prima risorsa economica della provincia di Venezia, ossia il turismo. Quest'anno abbiamo avuto 34 milioni di presenze turistiche, senza contare il nero che fa sempre bene. Un'affermazione, quest'ultima, che ha fatto strabuzzare gli occhi a più di uno dei presenti al tavolo delle autorità. L'altro dato importante su cui dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo mettere attenzione e impegno,
La provincia di Venezia quest'anno ha chiuso in presenze turistiche con più 2 milioni di presenze turistiche, vuol dire un signore che dorme una notte in più sul letto. Arriviamo quest'anno a chiudere più o meno a 34 milioni di presenze turistiche, senza contare il nero e via dicendo, che fa sempre bene. È stata poi la volta di Renato Chisso, il quale, prima di iniziare il suo discorso, ha salutato gli amministratori pidellini di vari comuni del Veneto orientale, presenti in sala, non risparmiando considerazioni e battute scherzose. Degne di nota quelle riguardanti Sastino di Livenza, un comune dove si piantano patate e nascono comunisti, e quella riguardante il sindaco di Fossalta di Piave, al quale va l'apprezzamento di Chisso nonostante gli errori che ha fatto in passato. Vi ringrazio per la costanza, soprattutto per l'amicizia che mi avete dimostrato in questi anni. Sono presenti tutti gli amici di tutti i comuni, c'è l'amico Gianni Stival da Caorle, il vecchio vice sindaco, speriamo di vincere, spero che riuscirai a vincere la prossima volta, anzi lo diciamo a Caorle. Vinceremo anche a Caorle, c'è l'amico Giancarlo, c'è il Cinto Caomaggiore con il sindaco, con tutti gli assessori, i consiglieri comunali e tutti gli amici. Abbiamo gli amici di Concordia Sagittaria, anche qua eccoli là in fondo, giovani, grandi speranze ma grande anche capacità di lavoro. Abbiamo gli amici di Portogruaro, dove siete? Eccoli, eccoci. Anche qua, se riusciamo ad andare un po' più d'accordo, riusciamo a fare qualcosa di meglio in più, e sono convinto che ce la potremo fare. Sono gli amici di Gruaro, dov'è? Giacomo è qui, tutti gli amici del Consiglio Comunale, tutti gli amici che in questi anni hanno dato una mano. Fossalta di Porto, vado con ordine, gli amici di Sastino di Livenza, che sono un po' persi da una parte e dall'altra, anche lì in Sastino di Livenza piantano patate e nascono comunisti. Credo che stavolta prossimo anno riusciremo a farcela anche a Sastino di Livenza. Gli amici di Telio Veneto, c'è il signor Sindaco a rappresentare tutti, è un piccolo paese ma con una grandissima vitalità. Ci sono gli amici, per ritornare un po' di là, gli amici di San Michele al Tagliamento, che ringrazio per il loro coraggio, e per la loro amicizia, il coraggio di essere venuti qua e la loro amicizia è sempre dimostrata in questi anni. C'è Musile è venuto a salutarci, no, Iva, sono venuti a salutarci, però sono andati via perché anche loro stasera hanno consiglio comunale. Meravigliosa amministrazione governata dalla Lega, c'è un bel binomio Lega-PDL, almeno lì si funziona bene perché c'è lealtà tra tutti noi. Andiamo avanti, Meolo è lui. Avete visto? Non fa sfilate, è nato così, è nato col fazzolettino, però non è il rappresentante che noi conoscevamo di quel partito di plastica iniziato qualche anno fa, è uno che ha due palle così, ha un gruppo, ha fatto un gruppo in consiglio comunale, ha vinto il consiglio comunale mandando via dopo 25 anni i comunisti, tanti con sapienza, tanta voglia di lavorare. 90 di Piave, anche lì sono spersi, sono giù da basso. Saluto caldamente gli amici di 90 di Piave, Fossalta di Piave, ti ho invitato perché sei un amico, ti voglio bene nonostante le cappelle che fai. Sei un carissimo amico che è il sindaco leghista, ma a noi non ce ne frega niente delle colorazioni politiche, spero che tu rimetterai a posto la posizione che hai, cioè i casini che hai combinato, ti voglio bene. E da ultimo Torre di Mostro. Perché lascio per ultimo Torre di Mostro? Perché anche qua, eccoli là, sono qualcuno, no? Torre di Mostro, perché anche là ci siamo un po' divisi, casini, quello che succede nei grandi
nei grandi partiti, però si è riusciti a ricostruire, a ricominciare, e credo sia un gruppo che è stato formato di tanti giovani ma con tanta voglia di fare. Forza, anche attori di mostro, riusciremo a farci. Mi sono dimenticato di Pramaggiore perché Pramaggiore è quello che va a votare il prossimo anno, ma lì siamo sicuri che riusciremo a vincere. Poi il cuore del nostro territorio, il Veneto orientale. Auguri di pronta guarigione, che sono un'influenza, all'amico Igor Vizzettin, a un saluto a tutta l'amministrazione, bellissima amministrazione che c'è a Pramaggiore, e a tutti gli amici che stanno dando una mano per continuare questo meraviglioso progetto, dove sei fuori? Questo meraviglioso progetto che da qualche anno hanno. Non è mancato un riferimento alla provincia di Venezia, dove, ha ricordato Chisso, nonostante qualche mal di pancia da parte del PDL, si è voluto 2 anni fa sostenere lealmente la candidatura della leghista Zaccariotto. L'assessore Chisso, senza mai fare apertamente il nome della Lega Nord, non risparmia una critica a questo movimento politico. Stanno cavalcando il malcontento dei cittadini solo per ottenere consensi elettorali. Bisogna evitare la schizofrenia politica che non produce nulla di concreto, come, ad esempio, la continua rida di ipotesi sul futuro degli ospedali del Veneto orientale. Che in questo momento è più facile gridare al lupo, saltare di palo in frasca. Penso ad esempio, guardate, un esempio solo, passatemelo. Non si può nel Veneto orientale dire un giorno che è giusto l'ospedale unico, l'altro giorno dire che è giusto preservare San Donà, e l'altro giorno ancora dire che è giusto preservare Portogruaro. Manca Jesolo, è giusto preservare Jesolo. Questo significa schizofrenia della politica, significa che se non si ha un disegno da poter mettere in campo per mediare i vari interessi. Nessuno deve essere penalizzato, ma viva Dio, non si possono cavalcare tutte le cose insieme, perché queste 3 cose insieme non ci stanno. Chisso afferma anche, in controtendenza rispetto ad una parte del suo partito, di non essere un sostenitore dell'abolizione delle province. Rivela che qualche esponente pidellino, attualmente in Consiglio provinciale a Venezia, sarà candidato alle prossime elezioni politiche nazionali. Il ruolo del consigliere provinciale, io non sono mai stato d'accordo, ve lo dico molto tranquillamente, non sono mai stato d'accordo anche con una parte del nostro partito che prevedeva lo stralcio delle province. Non è levando organi istituzionali che risparmi, è mettendo insieme i servizi che tu puoi risparmiare, è mettendo insieme i servizi dei vari comuni che tu puoi risparmiare nelle cose, è mettendo a servizio i dipendenti comunali, i dipendenti provinciali a servizio della comunità più ampia che puoi risparmiare sulle cose. Purtroppo il mondo è così, si cerca una foglia di fico per coprire la cosiddetta antipolitica. Mi dispiace. E fra poco andremo alle elezioni, io spero, non so se nel 2012-2013 si andrà alle elezioni, per qualcuno di voi, io insieme con tutti loro, per qualcuno di voi, io insieme a tutti voi, andremo a Roma a battere i pugni perché riteniamo sia giusto, importante e fondamentale che un rappresentante, 2 rappresentanti di questi nostri amici che oggi stanno in provincia possano con dignità ma con tanta voglia di fare sedere alla Camera o al Senato. Tornando alla situazione politica nazionale, Chisso ha dichiarato che, nonostante le cazzate fatte dal premier Berlusconi, il PDL, o come si chiamerà nel futuro, rimane il punto di riferimento dell'elettorato moderato, perché i nostri ideali sono quelli di essere utili e di dare una mano alle nostre genti, come lo sono stati in passato la Democrazia Cristiana o i governi di centro-sinistra con il Partito Socialista. Oggi la nostra gente ha bisogno di certezze e noi questo dobbiamo dare alla nostra gente, sapendo che è un momento difficile, sapendo che però abbiamo alle spalle questa grande cognizione, abbiamo alle spalle questi grandi ideali, abbiamo alle spalle questa grande voglia di fare. Vedrete, la gente ci seguirà
perché nonostante le cazzate che ha fatto il nostro presidente Berlusconi, alla fine quello che ci muove sono questi ideali, e non c'è Ruby che possa andare contro questi ideali, che possa scalfire questi grandi ideali, e per cui chiamiamoci Forza Italia, chiamiamoci il Popolo della Libertà, chiamiamoci come vorranno, come vorremmo, però questi siamo noi siamo a voi e alle vostre famiglie un meraviglioso Natale e un sicuramente migliore anno 2012. Stiamo insieme, ce la faremo a ridare certezza al nostro popolo. Grazie amici, grazie.